Penso che il diritto internazionale sia quello che afferma la vittoria delle democrazie su un sistema che sta cercando di portarci via quello che abbiamo costruito con milioni di morti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Gli Stati Uniti d'America non hanno mai guardato troppo al diritto internazionale quando si trattava di difendere interessi strategici delle democrazie occidentali. Se l'Occidente mostra, pur con le sue stranezze, pur con certe cose di Trump che non capiamo, un'iniziativa politica come futuro, io ne sono entusiasta da cittadino liberale. Poi che si possa fare meglio, sicuramente è vero, ma Maduro è un criminale che è stato messo sotto processo a New York, non in Siberia. Sulla tragedia di Capodanno è il momento naturalmente della riflessione, del ricordo di questi ragazzi. Non è una tragedia, è una carneficina, un omicidio, se non volontario, preterintenzionale da parte di gestori che se ne fregano delle regole magari per guadagnare 4 soldi in più e che ci hanno mostrato che la Svizzera è esattamente come tutti gli altri paesi. Il 99% magari le regole le rispetta, ma quell'1% che non le rispetta si mostra al mondo per quello che siamo, dei cialtroni.